E rieccoci cari telespettatori, e allora siamo con Alessandro Chiavelli, ben arrivato qui con noi, segretario generale dello SPCGL di Padova. Buonasera, ben arrivata anche a lei. Allora, SPCGL di Padova perché cercheremo di volta in volta di aprire le porte delle sedi provinciali del territorio regionale veneto per vedere come si articola l'attività dello SPCGL, per darvi un supporto, un aiuto, per ricordarvi quanto è importante soprattutto anche andare a verificare la propria posizione pensionistica, il fatto che ci siano meno diritti inespressi, insomma ci racconterà bene della situazione padovana e dintorni, per cui dell'area padovana, il nostro segretario, ricordandovi poi che ci sono tutte le sedi presenti sul territorio in modo capillare a livello regionale. Segretario, incominciamo un po' di fare il quadro della situazione. Com'è articolata la sede collocata dove a Padova? Beh, la nostra sede principale è in via Longhin 117. Noi siamo articolati con 20 leghe sul territorio, quindi praticamente abbiamo sedi in tutte le realtà più importanti, nei paesi di provincia più importanti, ma in alcune realtà abbiamo anche più sedi nello stesso territorio. Lo SPI è presente in circa una 60 di sedi. Quindi sono tante veramente. Sono moltissime, e questo per dire che lo SPI può essere trovato in ogni realtà della provincia e della città, perché anche in città, oltre via Longhin, abbiamo nei quartieri più importanti, abbiamo delle nostre sedi, quindi come dire, lo SPI lo si può trovare dovunque, così come la CGIL. Chi collabora con di voi nello SPI della sede di Padova, e quindi qual è l'attività che viene svolta? Perché spesso appunto i nostri telespettatori ci chiedono ma che cosa viene fatto, che tipo di supporto viene dato, e quindi spieghiamo un po' anche l'attività. Beh, lo SPI è fatto in particolar modo, se non quasi esclusivamente, da volontari, da pensionati che alla conclusione della loro attività lavorativa hanno deciso di fornire la loro esperienza, il loro impegno, il loro tempo, come dedicandolo ai pensionati, ai problemi dei pensionati, ma non solo, perché i nostri volontari di fatto sono la prima interfaccia per quelli che sono i problemi che riguardano non solo i pensionati, ma tutti i cittadini, e quindi dei problemi legati alla pensione, ma i problemi legati alla sanità, i problemi legati alla quotidianità, a tutti quei problemi che il cittadino si trova ad affrontare e viene nelle nostre sedi proprio per trovare tutte le risposte di cui hanno bisogno. Ci sono peculiarità locali, ovvero adesso è stato il periodo congressuale che diciamo si è andato chiudendo, è stata anche un po' l'occasione per voi per incontrarvi, confrontarvi, dibattere anche di problematiche. Ci sono territori dove c'è una prevalenza di una problematica, di una tipologia di pensionati rispetto a un'altra? Ma diciamo che la situazione è omogenea su tutto il territorio. Diciamo che in questo momento è l'argomento di cui si discute di più e le cui domande sono le più numerose, riguardano le nuove dinamiche per l'accesso alla pensione, quindi quota 100, il ragionamento legato all'opzione donna, ma oltre tutta la partita pensionistica c'è quella legata al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza, e poi ci sono gli argomenti che dibattiamo praticamente quotidianamente da sempre. I diritti inespressi, cioè la possibilità di far verificare la propria pensione, in particolare per coloro che hanno pensioni molto basse, e tutta la partita legata poi alla sanità, alla contrattazione sociale, diciamo agli argomenti che riguardano la vita quotidiana dei pensionati, dei cittadini. Diciamo che in particolare in questo momento è sulla questione dell'accesso alla pensione. Questo è il grande tema. Certo, Questo è il grande tema. Secondo voi avete fatto delle stime nel territorio padovano quanti potrebbero effettivamente accedere a questa opportunità? Ma sicuramente migliaia. È stata fatta una stima che a livello regionale potrebbero essere tra i 30 e i 40 mila, probabilmente anche di più. Quindi noi sono tanti, mi sembra, sono vero? moltissimi, sono moltissimi. Perché poi non per tutti, oppure ci sono delle... Teniamo conto di una cosa intanto, che la questione sull'accesso a quota 100 è una sperimentazione che dura un triennio e quindi riguarderà tutti coloro che sono nati entro il 31 dicembre del 1959, sono gli ultimi che potranno avere accesso, e che nell'arco di questi 3 anni, oltre che a compiere 62 anni, devono avere almeno 38 anni di contributi. È chiaro che a noi si rivolgono persone che hanno certezza
di avere i contributi e l'età anagrafica ovviamente che serve, ma molti altri approfittano dell'occasione per far fare una verifica sui contributi. Quanto manca? Esatto, per capire qual è la loro situazione. Quindi, siccome la questione previdenziale è una questione sulla quale negli ultimi anni sono stati fatti molti interventi e che non tutti i cittadini, come dire, rispondono alle stesse regole, quindi anche in questa occasione c'è chi viene perché sa di poter accedere, ma moltissimi anche per capire qual è la loro prospettiva, e questo di fatto è un impegno non indifferente da parte nostra. Situazione delle donne e situazione degli uomini, diciamo che non è la medesima. Ci Certo. sono tante donne che purtroppo hanno una situazione lavorativa con dei periodi buchi, diciamo così, Certo. e altre che hanno dovuto interrompere prima l'attività professionale. Cosa possono fare? Che prospettive possono avere? Beh, la questione qui è uno degli argomenti sui quali la CGIL e lo SPI, come dire, insiste da molto. Intanto c'è un elemento di partenza, che contrariamente a quello che si pensa, le pensioni medie in questo paese sono relativamente basse. La pensione media nel Padovano, ma il dato del Padovano è simile in tutto il Veneto, è di circa 930-940 euro lordi. E da questo però deriva una situazione ancora più, come dire, complicata. La pensione media degli uomini è intorno a 1200 euro, la pensione delle donne è mediamente intorno ai 660 euro. Quello che possiamo dire appunto è che la pensione delle donne è di circa il 50% in meno rispetto a quella degli uomini. Come possono fare qui? Allora la questione è questa. Altra cosa, quota 100 in realtà andrà a premiare, uso sto termine, in particolare gli uomini del nord Italia, e in particolare quelli che hanno svolto la loro attività nel pubblico impiego o nelle grandi aziende. E restano indietro purtroppo in particolare le donne, proprio per le cose che diceva lei, cioè per aver avuto carriere discontinue, per aver avuto accesso nel lavoro più tardi, per aver dovuto in molti casi sospendere l'attività lavorativa per le maternità. E quindi questo è un grande problema, nel senso che oggi le donne sono quelle che rischiano più di tutti di poter accedere alla pensione al compimento del 67° anno di età. Quindi andare avanti abbastanza. Andando avanti, quindi coloro che, questa è un'opinione che io esprimo ogni qualvolta ho la possibilità di parlare con i cittadini o con i pensionati. Questa è un'opportunità. Sì, no, la questione vera è che nonostante i grandi cambiamenti o i grandi passi in avanti fatti negli ultimi anni, le donne lavorano molto più degli uomini, perché oltre che al lavoro normale hanno sulle spalle anche il lavoro di cura, e hanno purtroppo la certezza o le probabilità molto alte di dover accedere alla pensione a un'età più avanzata rispetto agli uomini. Come qui viene automatico anche un consiglio, perché tante volte ci sono delle persone, magari ci ascoltano, non sono ancora in pensione, stanno facendo delle scelte, dicono ma lascio il lavoro perché devo seguire i bambini che mi danno appunto delle preoccupazioni poi con la scuola eccetera, oppure seguire persone di famiglia che hanno delle difficoltà. Certo. Qui potrebbe essere un vostro consiglio di dire attenzione, piuttosto trovatevi un supporto, ma non fate questo errore, perché dopo un domani certo. La questione è innanzitutto, perché quello che noi verifichiamo nelle nostre sedi è che la stragrande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici non ha certezza di quali sono quanti contributi hanno accumulato fino a questo momento nella loro vita lavorativa. E magari non hanno verificato se sono state fatte le ricongiunzioni giuste, se si sono riscattati periodi. Faccio un esempio, chi ha avuto figli in periodi non lavorativi può riscattare 5 mesi gratuitamente, quindi ci sono tantissime situazioni. Quello che noi consigliamo è di prendere appuntamento, venire nelle nostre sedi, parlare con i nostri volontari, prendere appuntamento con il nostro patronato e innanzitutto fare un'attenta e accurata verifica della propria situazione contributiva. Cos'è che emerge soprattutto dai vostri controlli? Che ci sono numerosi, no? Perché parecchie persone vengono a fare i controlli. Certo, quello che emerge è quello che un po' dicevo prima, che c'è una situazione molto diversificata tra uomini e donne. Questa è la prima cosa. È la prima cosa. E ci sono poi molte situazioni nelle quali, come dicevo prima, per esempio non si è utilizzata la possibilità di riscattare i periodi di maternità fuori dall'ambito lavorativo.
non si sono quindi fatti. Un errore che è stato fatto. È un errore, fatto. perché, certo, perché moltissime donne ancora oggi non sanno o non sono state informate che esiste questa possibilità. Ma questo esiste con effetto retroattivo? Assolutamente, con effetto retroattivo, ed è assolutamente gratuita questa cosa. 5 mesi? 5 quindi... mesi per ogni figlio. Parliamo di persone, di donne che hanno avuto figli in un periodo in cui non avevano un lavoro. E quindi è data questa possibilità. Cioè, quello che noi consigliamo è proprio questo: venite nelle nostre sedi, fatevi controllare la vostra situazione contributiva, perché solo ed esclusivamente se si ha certezza su qual è la situazione personale si possono dare poi i consigli. Ovviamente io parto sempre da un presupposto, che siccome la prospettiva di chi andrà in pensione nei prossimi anni, e cioè di coloro il cui calcolo pensionistico è quasi integralmente o integralmente con il sistema contributivo, andranno incontro a pensioni il cui ammontare non sarà particolarmente alto e non è quello a cui, come dire, magari si può fare riferimento negli anni precedenti. E quindi prima di lasciare il posto di lavoro, prima di fare scelte di questa natura, passate da noi, fate una verifica, una proiezione, perché è importante anche capire quale potrebbe essere la pensione quando sarà il momento di poterne godere, o pensione anticipata o pensione di vecchiaia. Cioè, evitate di fare scelte non avendo compiutamente idea di che cosa sarà la vostra prospettiva. Che tipo di decurtazione ci potrebbe essere della pensione per una scelta di uscita, diciamo, immediata? Allora, la questione è questa: intanto noi dobbiamo partire da questo presupposto. Infatti molti delle persone che oggi vengono da noi per chiedere informazione su quota 100, la prima cosa che noi consigliamo è, al di là della, come dire, di quella che può essere l'idea di finalmente me ne posso andare, la prima cosa da fare assolutamente è quella di farsi fare una proiezione pensionistica, perché io prendo sempre il caso classico di chi oggi ha 62 anni e 38 di contributi, avrà una pensione il cui calcolo è, come dire, a maggioranza col sistema contributivo, e quindi parlo ovviamente non per figure professionali di altissimo livello con retribuzioni molto alte, ma il classico impiegato, il classico operaio, oggi ha la certezza che con 38 anni di contributi, con gli stipendi che conosciamo, di avere una pensione che si aggira tra i 1.100 e i 1.200 euro al mese, e quindi con una riduzione che va tra il 15 e il 20% rispetto a quella che potrà essere o potrebbe essere la sua pensione calcolata con la legge Fornero. Quindi prima di fare una scelta di questo genere, il lavoratore e le persone devono avere chiara qual è la loro prospettiva. Ecco, ma qual è il timore di molti che induce tante persone appunto a scegliere di opzionare subito l'uscita? Ma questo qui, perché la preoccupazione è ovvio, è quella che dicevo prima. Sulla questione previdenziale negli ultimi 25 anni si sono fatti tantissimi interventi sulla previdenza, in particolare negli ultimi 10 anni, e quindi la preoccupazione è: ma se non vado immediatamente rischio poi di perdere questo treno. Parto sempre dal presupposto che anche in questa occasione la legge dice che acquisito il diritto lo puoi, come dire, lo puoi far valere in qualsiasi momento. Quindi se oggi ho già i requisiti per andare in quota 100, posso decidere di utilizzarlo quando, anche più avanti, quando penso sia arrivato il momento giusto. Quindi evitare di farsi prendere dalla, come dire, dalla preoccupazione devo farlo immediatamente perché sennò poi non mi è data possibilità. È una scelta importante, perché nel momento in cui poi si va in pensione, la quantità economica della pensione di oggi la devo proiettare fra 5, 10, 15 o 20 anni, perché è altra cosa. Quelle che sono le rivalutazioni, abbiamo visto negli ultimi anni, e anche in questo caso con questa finanziaria, si sono andati a toccare quelli che erano gli aumenti previsti, e quindi uno pensa sì, oggi questa è la mia pensione, poi avrò le rivalutazioni previste dalla legge, ma purtroppo negli ultimi 10 anni abbiamo visto che in molti casi quelle rivalutazioni sono state decurtate. Quindi devo avere certezza che ciò che guadagno oggi in termini pensionistici è una cifra che in qualche maniera mi serve o riuscirò a farla bastare anche nei prossimi anni. Quindi attenzione, ragionateci attentamente, noi siamo a vostra disposizione, fate una scelta solo e esclusivamente quando avete chiaro
chiara qual è la prospettiva. Le donne invece, c'è resta l'opzione donna in qualche modo, quindi c'è questa opportunità? L'opzione donna, quello che è uscita dalla ultima legge, estende alle donne nate fino al 31 dicembre del 60, estende a loro la possibilità di utilizzare questa che è una possibilità introdotta nel 2004 dall'allora ministro Maroni. Anche in questo caso la cosa non è come era la legge originaria, perché oggi bisogna avere 58 anni compiuti per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti o 59 per le libere professioniste e poi 12 mesi di finestra per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi di finestra per le libere professioniste. Quindi bisogna avere o 50 poi 59 anni o 60 anni e mezzo. La questione è però che la pensione, che è già calcolata col sistema misto, viene ridotta di circa un ulteriore 30%. Quindi la pensione con l'opzione donna, sempre parlo per la classica lavoratrice impiegata o operaia, è una pensione che si aggira tra i 900 e i 1000 euro al mese. Diciamo più vicino ai 900 che ai 1000 euro, quindi una pensione di circa il 30% rispetto a quella che poteva essere la pensione con i contributi ma magari versati. può essere un'opzione per chi deve recuperare qualche cosa, cioè piuttosto che restare senza niente mi aggancio a questo. Allora la questione è sempre questa, i primi dati che emergono, ma quello che leggiamo sui giornali è che in questo caso chi decide di utilizzare la quota 100 o l'opzione donna sono quelle persone che magari purtroppo per loro hanno perso il posto di lavoro, esatto. E quindi avendo una prospettiva di pensione da qui ad alcuni anni, in questa maniera riescono ad agganciare questa possibilità e almeno a prendere qualche cosa. Prendono, però anche in questo caso devono, ripeto, è meglio che facciano una valutazione perché la scelta fatta è una scelta per sempre. Poi nel caso di quota 100 ricordo sempre che chi la utilizza fino al compimento della pensione di vecchiaia non può svolgere altra attività se non in maniera marginale per cifre assolutamente molto basse. Quindi, come dire, non fate la richiesta se prima non avete chiarissima qual è la situazione. Perfetto, Alessandro Chiavelli, segretario dello SPCGIL di Padova, grazie di questi aggiornamenti. Ricordatevi quindi le sedi padovane sono presenti. Quante sono le sedi padovane? Sono oltre 60. 60, quindi... ce n'è dappertutto praticamente. Certo. E ultima cosa, quindi ricordatevi di verificare anche la vostra posizione pensionistica e poi Liberetà, la rivista dello SPCGIL mensile. Certo. Con tutti gli aggiornamenti, quindi estremamente utile, di tutti i generi, perché spazia dal tempo libero all'oroscopo, parlare fatti di cronaca, di attualità, situazioni pensionistiche, consigli dell'esperto, lo psicologo, ce n'è di tutto e di più, una bellissima rivista, sempre aggiornata, a volte c'è anche l'inserto proprio riguardante il Veneto. E quanto viene? 1 euro al mese? 1 euro al mese, 12 euro all'anno e lì il pensionato può trovare moltissime, se non tutte le risposte, o quantomeno avere informazioni in più che poi, come abbiamo detto fino adesso, può, come dire, sviluppare e, come dire, avere ulteriori informazioni venendo nelle nostre sedi. Benissimo, grazie a lei, buon proseguimento, vi lascio alla pubblicità, dopo la pubblicità rientriamo in studio con invece i nostri ospiti per il talk. Buonasera.